Sviluppo sostenibile, che cosa significa e quali sono le soluzioni che lei propone? Sviluppo sostenibile significa gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, e cioè i 17 obiettivi che le Nazioni Unite nel 2015 hanno individuato come Agenda 2030, cioè quell'insieme di obiettivi che poi si articolano in 169 azioni tese a condurre l'intera dimensione del pianeta verso condizioni di sostenibilità, di sviluppo condiviso, di lotta alla povertà, di crescita globale e di opportunità di pace, ovviamente, oltre che di garanzie sociali per l'intero pianeta. Questo è il senso degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Come li applichiamo? La Commissione europea ha prodotto la propria comunicazione con la quale indirizza gli Stati membri a delle azioni. È fondamentale che però in tutto questo concorso le autorità locali e regionali abbiano un ruolo fondamentale, perché gran parte degli obiettivi si traducono poi in azioni concrete, in azioni locali. Pensiamo a quelle legate alla mobilità, piuttosto che quelle legate all'inclusione, alla formazione, alla qualità dell'aria, piuttosto che all'agenda urbana e così via, una serie di azioni che certamente avranno efficacia se verranno calate nel territorio, se diventeranno patrimonio delle comunità e se assieme potranno condizionare quelle che sono le politiche nazionali, e da lì appunto in coordinamento con quelle che l'Unione Europea mette in campo. Non solo questo, nel contempo l'Unione Europea ha approvato il nuovo consenso allo sviluppo, il nuovo consenso europeo, e quindi anche la volontà a che queste politiche europee diventino e siano riportate attraverso la cooperazione decentrata e la cooperazione allo sviluppo, diventino delle politiche globali. Quindi questi che sono risultati che l'Unione Europea può e deve raggiungere diventano risultati dell'intera comunità mondiale, e quindi pace, prosperità, sviluppo e anche condizioni di garanzia sociale e di garanzia di crescita.